Il conto della Brexit per l'export in provincia di Padova e più in generale in tutta la regione potrebbe essere salatissimo. In ballo ci sono centinaia di milioni di euro. A lanciare l'allarme il centro studi di Confapi, che parla di danno da 58 milioni di euro nel padovano e 429 milioni in Veneto. Secondo l'ufficio di statistica della regione, nel 2017 il Veneto ha esportato in Regno Unito per 3 miliardi e mezzo di euro, Padova quasi 479 milioni. Con la Brexit la contrazione dell'export è calcolata in una forbice variabile tra il 3 e il 7%, ovvero tra i 600 e i 1700 milioni di euro in meno. Rapportando la stima per l'export delle aziende del Padovano, in ballo ci sono quindi fra i 14 e i 33 milioni e mezzo di euro, per il Veneto 107, che possono salire sino a 250 milioni. A ciò si deve aggiungere anche il rischio della possibile reintroduzione dei dazi. Fabbrica Padova ha stimato che la tassazione sulle merci italiane potrebbe essere superiore al 5% del valore esportato, e se il costo si ribaltasse sui margini delle aziende, l'incidenza a livello nazionale sarebbe superiore al miliardo di euro. Per le aziende padovane, mantenendo lo stesso rapporto, si aggiungerebbero 23,9 milioni di euro ai 33 milioni e mezzo già considerati nello scenario peggiore, per un totale di 57 milioni e mezzo di euro. Per il Veneto 178 milioni di euro, oltre ai 250 calcolati in precedenza, per un totale di 428 milioni di euro. Che il Regno Unito non abbia ancora stretto accordi commerciali alternativi alle regole attuali con i singoli partner la dice lunga sul caos di una nazione spesso indicata come modello di efficienza, ha commentato il presidente di Confapi Padova, Carlo Valerio, ed è la dimostrazione di come le scelte compiute sul piano emotivo possano avere conseguenze nefaste per tutti.